Cari concittadini, vi disturbo per una raccomandazione. È appena terminata la quarantena qua per il comune di Vo. La quarantena con gli studi effettuati e con i tamponi effettuati ha dimostrato che si è abbassato in modo significativo il numero di contagiati, che da 89 persone, che erano pari circa al 3 qualcosa per cento, sono scesi solamente dagli ultimi dati non ancora ufficiali all'1,5 per 1000, quindi c'è stata un'ottima risposta e la dimostrazione che l'isolamento ha sortito gli effetti sperati. Io mi rivolgo a voi questa mattina per chiedervi di essere responsabili. Siamo stati isolati in queste 2 settimane, ciò ha permesso di isolare le persone positive e che non ci fossero più contatti. Ora si sono aperti i varchi del nostro comune e quindi andremo a contattare persone, a frequentare persone delle quali in realtà sappiamo poco o nulla. Quindi vi chiedo di seguire tutte le regole di prevenzione. Non stringiamo le mani alle persone, manteniamo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non frequentiamo locali affollati, non cerchiamo appunto di unirci assieme, manteniamo ancora per qualche settimana quella distanza di sicurezza che ci ha permesso in questi 15 giorni di essere praticamente il paese più sicuro, ritengo, di tutta Italia nei confronti di questo virus. I risultati che abbiamo ottenuti con il sacrificio non gettiamoli all'aria, non andiamo via in altre zone se non utilizzando le mascherine, perché fuori da qua non sappiamo cosa c'è, lo sappiamo cosa c'è all'interno. Quindi mi raccomando, usate le mascherine, usate i guanti, non stringete le mani alle persone, mantenetevi a distanza di sicurezza e non andate, se non è necessario, in giro solo per andare in giro. Spostatevi solamente per le necessità urgenti. Alle persone che hanno più di 65 anni consiglio vivamente di rimanere a casa. Mi raccomando, non gettiamo via lo sforzo che abbiamo compiuto fino adesso per mantenere controllato il coronavirus. Vi ringrazio per quanto farete.